a questa giornata. Allora, innanzitutto grazie e benvenuti a questa presentazione della collana della cultura nel Veneto, voluta dalla Regione del Veneto, in particolare dal vicepresidente e assessore alla cultura Marino Zorzato, che ha inteso condividere con tutti voi questa avventura editoriale proprio nel giorno del suo compleanno. Quindi una doppia festa. Parlo di avventura editoriale perché quando più di 20 anni fa la Regione avviò questo progetto si è configurato un po' come un'avventura la quale che è stata condivisa con la casa editrice eletta, con la quale la Regione ha avviato l'acquisizione, e un'avventura che iniziava alla fine degli anni '80 ma che avrebbe avuto un tempo molto lungo di realizzazione. Infatti più di 20 anni e si è conclusa lo scorso anno, nel 2011, con la pubblicazione di ben 17 volumi. Quindi un excursus storico della storia della cultura del Veneto che parte dalle origini, 300, 400, per arrivare sino al 900, con un volume conclusivo che comprende tutti gli indici dei autori. Ecco, io cosa posso dire? Credo che la lungimiranza della regione del Veneto sia stata veramente straordinaria, anche perché nel suo insieme questa produzione editoriale è una produzione molto importante e che è stato un impegno molto serio, condiviso con la casa editrice, ma anche con tutti gli studiosi, gli storici dell'arte che hanno dato il loro contributo alla realizzazione di questa collana. Ricordo il comitato scientifico della collana, che ha annoverato veramente delle personalità di grande rilievo: Enrico Castelnuovo, Michel Lacloc, Michel Lévy, David Rosano e Federico Zeri, e anche tutti gli importanti nomi che hanno contribuito con i loro saggi e con i loro approfondimenti alla stesura di questo corpus editoriale. Vi ricordo alcuni: la professoressa Flores Darcais dell'Università Cattolica di Milano, il professor Lupo dell'Università di Bologna, il professor Giuseppe Pavanello dell'Università di Trieste, direttore dell'Istituto della Storia dell'Arte della Fondazione Cini di Venezia, e il professor Nico Stiller dell'Università di Venezia. Io non vi trattengo di più, saluto e ringrazio chi è a questo tavolo, e in particolare il sindaco di Piazzola sul Brenta, Renzo Marcon, e il vicepresidente della Regione del Veneto, che ha voluto, l'assessore alla cultura Marino Zorzato, che ha voluto, è il padrone di casa. Questa iniziativa è stata voluta fortemente appunto per dare ben conto di questo intervento regionale. E poi la dottoressa Barbara Legani, che non è potuta essere presente, ma è qui l'assessore all'istruzione della provincia di Padova, Mirko Patron, e il professor Filippo D'Averio, che noi veramente ringraziamo per la sua presenza, che ci onora, e soprattutto per la disponibilità che da subito ha dato nell'aderire a questa presentazione, e avremo il piacere di sentire una sua lezione che tratterà il tema della pittura nel Veneto, luoghi, protagonisti, cultura. La giornata di oggi appunto si articola in questa mattinata, con poi degli approfondimenti nel pomeriggio che avranno 2 sessioni. La prima, che si riferisce alla pittura nel Veneto, arte e cultura nella grande tradizione veneta, coordinata dal dottor Tavaro, che è il segretario regionale della cultura, e dagli interventi di Francesca Flores Darcais, di Mauro Lucco e di Giuseppe Pavanello. E la seconda sessione, che è riferita alla pittura nel Veneto, un grande patrimonio culturale tra tutela e memoria, con moderatore Romano Tonin,
e con interventi di Anna Maria Spiazzi, di Fausta Bersani, di Giuseppe Gollino e di Francia Bernabei. Io ringrazio ancora veramente della vostra presenza e do la parola